Siamo con Annarita Gangaros, dirigente dell'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello. L'uomo oltre il ruolo è il titolo della giornata di oggi dedicata alla legalità. Perché questo titolo? Per ricordare 30 anni dalla strage di Capaci e di Via D'Amelio. In realtà oggi si apre per la nostra scuola un'intera settimana dedicata alla legalità, una settimana che attraverso manifestazioni, convegni e varie performance porterà i ragazzi a vivere direttamente un argomento sempre attuale, qual è quello della legalità. Oggi in particolar modo avremo degli autorevoli ospiti, quali Salvatore Borsellino, che racconterà la storia del fratello, avremo l'onorevole Pier Aiello, che racconterà la sua stessa storia di donna che coraggiosamente ha deciso di cambiare quello che era il suo destino segnato, e avremo anche il giudice cardinale che racconterà la storia di giudici agrigentini, soprattutto quella di Livatino. Non solo, abbiamo anche autorità locali, quindi il sindaco, ma anche il commissario della polizia e comunque tutte le forze dell'ordine che daranno testimonianza del loro impegno quotidiano per difendere la legalità e la giustizia. Come si sono preparati gli alunni in vista di queste giornate? Si sono preparati attraverso delle domande chiaramente da sottoporre agli ospiti, ma non solo quello. Abbiamo anche organizzato un recital grazie alla regia di Renato Terranova, abbiamo preparato dei cineforum, per esempio domani sarà ospite della nostra scuola Gero Tedesco che presenterà direttamente il docufilm sulla storia di Stefano Pompeo, ma tanti altri film che coinvolgeranno i nostri alunni. E soprattutto sento di ringraziare anche Piero Sicurelli che ha coordinato insieme a noi questa settimana in rappresentanza del movimento Gente Rosse, gruppo di Agrigento Rosario Livatino. Quindi è stato un bel lavoro di squadra che ha coinvolto i ragazzi, diciamo, quotidianamente per partecipare da protagonisti attivi in questa lotta alle criminalità, soprattutto in un momento tragicamente segnato dalla guerra che sta vivendo l'Europa. Quanto è importante per lei formare le nuove generazioni alla legalità e alla lotta alla criminalità? È chiaro che la scuola non può essere solo esclusivamente didattica, l'ho detto all'inizio del convegno, perché la scuola deve essere anche cucina di vita. È necessario che i ragazzi comincino dalla scuola a capire il rispetto delle regole, perché basta cominciare a rispettare le regole fin da ragazzi e creeremo una società migliore. Il rispetto delle regole è importante, da quella più piccola, che è quella di non sporcare per strada, fino a quella più importante nel rispetto delle altre persone. Formare i ragazzi è ed è effettivamente molto importante, è da loro che si costruisce una società migliore, e per questo questa settimana della legalità non fa altro che rimuovere le coscienze dei ragazzi, che pur essendo ancora piccoli però saranno la classe dirigente dei prossimi anni. Siamo con Salvatore Cardinale, presidente emerito della Corte d'Appello di Caltanissetta. Presidente, quando c'è ancora da fare nella lotta e nel contrasto alle mafie, e perché è importante partire proprio dalle nuove generazioni? La constatazione di base è che la mafia non è stata eliminata. Lo Stato ha ottenuto grossi e grandi successi, ma non è riuscito a eliminare la mafia, perché la mafia nasce, cresce e si alimenta attraverso tutta una serie di fattori che esulano molto spesso dalla competenza delle forze di polizia e della magistratura. Allora bisogna creare innanzitutto una coscienza, la coscienza della legalità, e in questo percorso un posto importante evidentemente ce l'ha la scuola. La scuola e la famiglia rappresentano i due siti in cui l'uomo, il bambino, inizia a socializzare, inizia a conoscere i diritti e i doveri, inizia a conoscere la realtà. Ben venga quindi un'iniziativa come quella odierna, che in una settimana tratterà da parte della scuola di Portemberna i temi della legalità e della giustizia. Quali sono gli strumenti che hanno i magistrati nel contrasto e nella lotta alle mafie? Gli strumenti sono quelli che ci ha dato Giovanni Falcone allorché era al Ministero della Giustizia. Si deve a lui l'introduzione di tutta una serie di disposizioni normative
e di disposizioni regolamentari che hanno consentito alla magistratura e alla forza di polizia di ottenere risultati che in altri tempi sarebbero stati impensabili. In questo momento corriamo un grosso pericolo. Si sta cercando di smantellare, non so se volontariamente, intenzionalmente oppure involontariamente, colposamente, il sistema Falcone, con tutta una serie di concessioni, tutta una serie di previsioni che minano alla base tutti quegli istituti che Giovanni Falcone aveva creato. Quindi è compito del Parlamento, è compito dell'opinione pubblica, è compito della collettività evitare che ciò accada, pur nel rispetto di principi che ci derivano, e in direttive anche, che ci derivano dall'Europa, ma che devono essere modulate in rapporto alla situazione e alla realtà italiana. Pretendere che il mafioso che non si è pentito ritorni nella società e non delinque è proprio un'utopia.